103.000 euro. La somma torna nella disponibilità dell'ex consigliere comunale di Agrigento Alfonso Vassallo e del presidente provinciale di Confartigianato Agrigento Francesco Giambrone. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame, che ha accolto le istanze dei loro legali Daniela Posante, Stefano Catuara e Tania Castronovo. Disposto dunque il dissequestro dei conti che erano stati requisiti ai due indagati nell'ambito dell'inchiesta cosiddetta Rimborsopoli scoppiata al comune di Agrigento. Per il riesame l'assunzione di Vassallo, divenuto segretario provinciale della Confederazione degli Artigiani poche settimane dopo essere stato eletto alle amministrative del 2012, non fu, come ipotizza la procura, fittizia, cioè messa in piedi per truffare Palazzo dei Giganti, costretto a rimborsare lo stipendio al giovane politico per il periodo necessario a svolgere l'attività istituzionale. Il legale di Vassallo ha documentato l'effettività del rapporto di lavoro anche dopo la scadenza del mandato elettorale ed ancora che l'assunzione si rese necessaria a seguito delle dimissioni della precedente segretaria provinciale, assunta con le stesse modalità e congedatasi per avere vinto un concorso pubblico. Tesi ribadite dai difensori di Francesco Giambrone, accusato di avere predisposto l'assunzione fittizia. Secondo gli avvocati Stefano Catuara e Tania Castronovo, Vassallo fin da subito iniziò a lavorare realmente per la Confartigianato, occupandosi di predisporre mandati di pagamento a fornitori e dipendenti, circostanza che esclude la natura fittizia del rapporto di lavoro. Così il collegio dei giudici, presieduto da Luisa Turco, ha depositato l'ordinanza con la quale dovranno essere restituiti i soldi sequestrati all'ex consigliere comunale e al presidente di Confartigianato. Confermato invece per 2/3 un altro sequestro, quello dell'ex consigliere comunale Antonio Cicero, accusato di aver truffato il comune per circa 30.000 euro, ottenendo i rimborsi delle spese di viaggio per Palermo, dove, secondo l'accusa, aveva trasferito fittiziamente la residenza. I giudici del riesame, accogliendo in parte il ricorso dei legali Alfonso Neri e Salvatore Pennica, gli hanno restituito solo poco più di 9.000 euro. L'inchiesta coinvolge anche altri due consiglieri della precedente consigliatura, Francesco Picone e Alfonso Mirotte, il quale tra l'altro siede nuovamente tra i banchi di Aula Sollano. Il loro coinvolgimento è legato al presunto uso di firme false sulle deleghe per partecipare alle commissioni consiliari. Nelle prossime ore si conoscerà l'esito del ricorso avanzato dalla Procura contro la decisione del GIP, che ha rigettato nei giorni scorsi l'applicazione del sequestro preventivo proprio nei confronti di Picone e Mirotta.